Luciano Baldessari, un architetto che proviene dall'enclave di Rovereto, segnala per un attimo questa importanza dell'enclave di Rovereto, perché è a Rovereto che si formano alcune delle più straordinarie personalità del Novecento. Pensate, dagli architetti Figini e Pollini, in primis Fortunato De Pero, diciamo l'erede del futurismo, che fa da elemento propulsore poi del futurismo a livello internazionale, parallelamente a Marinetti, ma è De Pero che va in America, che lavora sulle scenografie, che costruisce a immagine futurista il mondo come rappresentazione di un universo possibile futurista, e in questa dimensione nudica è quello che ha segnato l'enclave di Rovereto. Ho parlato di enclave perché è da lì che nascono personalità come Carlo Belli l'autore di KN, Vassili Kandinsky per il suo spirituale nell'arte ha bisogno di fare riferimento al KN belliano, ma è lì che si forma Fausto Melotti, è lì che si forma il musicista Pollini, ecco, è lì che si forma l'architetto Baldessari. C'è una sorta di concentrato di menti straordinarie, alcune anche con rapporti di parentela, ma che danno conto del laboratorio di De Pero come officina di messa in crisi del linguaggio nella sua dimensione più tradizionale e più obsoleta. Ecco, Luciano Baldessari è uno di questi grandi architetti che si è espresso in alcune mostre memorabili, come questa di Van Gogh, seguita poi da quella di Lucio Fontana a Palazzo Reale a Milano più tardi, ma altre sono state le mostre che hanno segnato diciamo la seconda metà del Novecento. Penso alla mostra sorprendente curata sorprendentemente assieme da Paolo Portoghesi e da Bruno Zevi, almeno credo sia stata l'ultima occasione che li ha visti lavorare in sintonia insieme, in cui diciamo i valori spaziali di questi oggetti michelangeleschi straordinari vengono fatti reagire da una parte secondo l'idea dei modelli critici che Bruno Zevi andava realizzando con i propri studenti nelle prime lezioni mitiche allo IUAV di Venezia sotto la guida anche di Giuseppe Samonà, dall'altra con gli interessi musicali di Paolo Portoghesi, che non può non far avvertire diciamo la trasmissione per onde di questo portato di conquista dello spazio da parte delle opere di Michelangelo, come se le opere a partire dal cornicione di Palazzo Farnese fossero dotate di un proprio autonomo respiro e avessero bisogno di una consonanza con il respiro della spazialità che le accoglie. E quindi per quegli anni, siamo nel 64, un'esperienza molto importante. Di assoluta posizione opposta invece l'allestimento per la mostra del Cerano, uno dei grandi del Seicento lombardo, dei grandi legati alla devozione borromeiana, e che sfocerà in una parallela mostra nel 73 curata da Gianalberto Dell'Acqua per Palazzo Reale di Milano, dedicata al Seicento lombardo con con una mitica trilogia editoriale, un catalogo in 3 tomi di Electa, che hanno segnato in qualche modo il percorso del momento espositivo con le opere seicentesche, vale a dire tutto il Seicento, sia quello lombardo che le mostre sul Seicento a Palazzo Venezia, sono state segnate dal pauperismo gregottiano in cui il quadro, spogliato dei propri orpelli, e non solo delle cornici, ma anche della giacitura sorprendentemente segnalata nel suo essere semplicemente abbandonata a terra, a partire da terra, che misura lo spazio che la contiene, ecco, diventa un leitmotiv molto importante che segnerà appunto sia le mostre che dicevo prima del 73 dedicate complessivamente al Seicento lombardo, ma anche tutte le mostre dedicate ai vari autori, come abbiamo visto in serie negli ultimi anni qui a Palazzo Venezia a Roma. E faccio una piccola digressione, mi sono appassionato a questo tema delle mostre e a questa sorta di pauperismo francescano fatto di poco e nulla, perché ricordo che al liceo marinavo la scuola per andare a vedere un allestimento che solo poi tardivamente, come mi è capitato in tutta la mia vita, ho scoperto si trattava di un grande allestimento per la mostra del Moretto nel Duomo Vecchio di Brescia del 64, di cui è impossibile trovare un'immagine, e io me ne andavo da scuola per andare a vedere questi castelli bianchi che nel Duomo Vecchio, un
po' affondato rispetto alla piazza bresciana del Duomo nuovo settecentesco. Ecco, in questo straordinario enclave circolare, Gardella innalzava questa sorta di nuovo monumento assolutamente moderno, con queste grandi torri bianchissime costruite in antitesi alla dimensione, alla romanicità del Museo Vecchio, e lì mi appassionavo senza sapere che si trattasse appunto di un'opera straordinaria di Ignazio Gardella, senza sapere nulla in fondo nemmeno del Moretto, che è uno della grande triade bresciana assieme a Savoldo e assieme a Girolamo Romanino. Dal punto di vista della realizzazione, importante anche il progetto criptosuggerito a Palma Bucarelli dallo stesso Giulio Carlo Argan per l'ampliamento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Purtroppo questo ampliamento è ormai un rudere, è ridotto a una sorta di maceria piranesiana, sembra, attraversando queste sale, ma soprattutto nelle costruzioni sopravvissute, perché non è mai stato realizzato, è stato parzialmente utilizzato da Augusta Monferini negli anni '80 per delle mitiche mostre dedicate a Perilli e a Novelli e a Turcato, ma poi non si è più utilizzato per problemi di sicurezza, ma oltre a questa manica lunga c'era già tutta una costruzione per grandissimi ampliamenti retrostanti che purtroppo stanno andando in rovina, su cui si è fatto a più riprese un concorso, ma che non ha mai avuto esito concreto di realizzazione. E sempre a Roma un altro episodio molto rappresentativo è il trasferimento dal Lateranense al Vaticano della collezione dei marmi che lo studio Passarelli realizza in qualche modo pensando all'eredità brutalista degli anni '70, vale a dire il conflitto tra i materiali, l'acciaio contrapposto al cemento, e su questa idea delle monadi leibniziane che non dialogano tra loro ma creano in questo rapporto quasi stridente, in questo rapporto d'urto, una sorta di neutralizzazione reciproca per far parlare l'opera stessa. I Passarelli realizzano un'opera magistrale in cui naturalmente entrano in campo anche tutto il rapporto con la luce, la mediazione tra interno ed esterno, tutta una serie di accorgimenti veramente molto importanti che sicuramente lo studio Passarelli, dopo l'esperienza avveniristica della palazzina di Via Romagna, mettono a frutto in quest'opera molto meditata e molto sapiente. Ma quello che ha cambiato dal punto di vista della contemporaneità, sembra sorprendente a dirsi, è stata la mostra Vitalità del negativo di Achille Bonetoliva tra l'inverno del 69 e l'inverno dei primi anni 70. La mostra Vitalità del negativo, che seguiva 2 o 3 mostre molto importanti, fatte una a Belgrado che si chiamava Persona, l'altra fatta l'estate precedente a Montepulciano che si chiamava Amore mio, sempre da Bonetoliva, ma queste erano piccole prove per la grande iniziativa di Vitalità del negativo, in cui Piero Sartogo in qualche modo occulta complessivamente la retoricità del Palazzo delle Esposizioni attraverso questa sorta di fasciatura continua che impone allo sguardo di rimanere a una certa costante volutamente bassa, in modo che il rapporto dello spettatore sia direttamente proiettato solo sull'accadimento, sull'avvenimento. Molte opere sono anche delle performance, in questa mostra Vitalità del negativo, molte opere sono, hanno bisogno di essere guardate nella loro antigraziosità anche direttamente, esperite direttamente. E poi nel 73 la grande mostra al parcheggio di Villa Borghese, dove con il pauperismo delle reti vengono definiti gli spazi prima che venga utilizzato il parcheggio di Moretti di Villa Borghese, e una mostra che ha segnato, assieme a Vitalità del negativo, veramente una svolta storica a livello mondiale. Dal punto di vista degli allestimenti è stato molto importante questa quadriennale curata da Filiberto Menna e da Claudia Terenzi, dove Costantino Dardi, ma credo con il suggerimento di 2 grafiche molto importanti di cui adesso non ricordo più niente nessuno, che erano Gemma Fiorentini e Michela Papadia, che sono state molto importanti anche nella ricerca architettonica, ma che
Per il loro lavoro, diciamo nel mondo della cinematografia, loro erano le grafiche della casa di produzione Gaumont, probabilmente si è oscurato la parte più editoriale, più grafica, più normale di lavoro e di consuetudine quotidiana, ecco, mentre sono state loro a proporre a Nino Dardi come si dice, la riproposizione, come in un'opera di Kossuth, della facciata che tautologicamente veniva posta di fronte alla facciata stessa del palazzo piacentiniano di Pio Piacentini. Più tardi Costantino Dardi realizza la stessa riconfigurazione complessiva dell'immagine del Palazzo dell'Esposizione, ricorre a un alleggerimento complessivo delle spazialità, ma anche a una continuità, una messa in circuito con grande continuità delle varie spazialità. Forse i due musei dove sia pur con la presenza di un architetto come Alberto Zammati, ma si sente molto l'imprinting straordinario e inarrivabile della volontà dell'artista, è Palazzo Albizzini a Città di Castello e i successivi seccatoi del tabacco. Ecco, due cose. Dicevo, Alberto Zammati era ed è stato l'architetto condotto di Alberto Burri e ha avuto una grande capacità di ascoltare le volontà precise e impositive di Alberto Burri, che non era un artista facile, un gigante dal punto di vista del lavoro, ma una persona molto condizionante dal punto di vista della condivisione del quotidiano, e quindi Zammati ha potuto fare ben poco se non seguire pedissequamente le indicazioni anche nella definizione delle sedute, tutto quello che Burri in qualche modo già presagiva e già sapeva a priori come avrebbe voluto fosse risolto ogni minimo problema. Anche il posizionamento, la successione delle opere, non solo il criterio museologico, ma anche le soluzioni allestitive e di illuminotecnica. Siamo poi alla follia burriana di acquisire questi 9 padiglioni seccatoi del tabacco e con l'eresia di dipingerli di nero lui passerà gli ultimi 20 anni della propria vita a riacquisire i propri cicli di opere pensate per spazi molto particolari. Vale a dire, Burri comincia con un'opera incredibile, Il Viaggio, a ripercorrere nostalgicamente tutte le fasi della propria ricerca, da quando ricorreva ai gobbi mettendo dei legni dietro le tele stesse perché le tele in qualche modo fossero compromesse e avessero protuberanze, si presentassero senza una superficialità piatta e anonima, ma avessero questa dimensione corrusca e corrosa attraverso i respingimenti che dal dietro i pezzi di legno potevano produrre, una volta poi incatramati. Ecco, e quindi ripercorre tutte le fasi che sono state segnate dall'assunzione di materiali diversi, appunto i gobbi, i catrami, i legni combusti, le plastiche, i cellotex, i cretti, i ferri. Ecco, tutte queste fasi Burri le riassume per l'acquisizione del primo seccatoio e questa prima mostra la chiama Il Viaggio, perché si tratta di 21 opere di grandissime dimensioni che ripropongono a distanza di 30 anni il senso del proprio rapporto con i vari materiali assunti nei vari cicli del proprio percorso e della propria evoluzione linguistica. A partire da quell'esperienza Burri decide che farà solo opere di committenza istituzionale, da qui il ciclo per il chiostro di San Francesco d'Assisi, il chiostro per San Michele a Firenze, con un ciclo di 23 opere che si chiameranno Orti, il ciclo per le 25 opere dell'Arsenale di Venezia che chiamerà Sestante, ma con l'ostinazione di riacquisire volta per volta per ognuno di questi padiglioni, di questi seccatoi del tabacco. E difatti tra le meraviglie mondiali c'è la possibilità di andare a rivedere questi 20 anni dell'ultimo lavoro di Burri con tutti questi cicli riassunti, riportati all'interno della spazialità tenebrosa di questi grandi seccatoi del tabacco. Ce n'è uno addirittura che è poi la chiave di lettura di tutta questa acquisizione degli seccatoi, che si chiama Non amo il nero. Ecco, e in questo lavoro in filigrana tra superficie corrosa e piattezza apparentemente bidimensionalità dell'opera
dell'opera si riassume il senso di questo ripercorso del lavoro di Burri in rapporto alla spazialità per cui tutti questi cicli sono stati pensati. Scusate l'eccesso di digressione. Dal punto di vista progettuale, grande importanza ha avuto il ruolo immaginifico e creativo, sia pure con una realizzazione assolutamente di poca cosa, per il Museo di Parisi a Maccagno, vicino a Luini, ma i progetti per musei, da quello delle Scienze a Via Giulia di Sacripanti a quello degli Eremitani di Padova, sono stati progetti fondanti e fondamentali. Questo che io ho attraverso dei disegni, in realtà è l'unico frammento che è stato realizzato a Maccagno per il museo di questo artista d'avanguardia che si chiama Ico Parisi. Vedete qua che c'è il mito ancora del museo come machine à habiter, come macchina espositiva, ecco, come macchina da abitare. C'è il mito meccanicistico, se volete ancora avanguardistico, futurista, diciamo, ma senza cadute nelle velleità futuristiche della dinamicità e della velocità ad ogni costo. C'è l'idea della compenetrazione fra gli spazi, della possibilità di rimodulare ogni volta tecnologicamente con grandi azzardi questi spazi, per cui è una memoria tecnologica non vissuta come esibizione muscolare di una forza prorompente dell'immagine, ma come necessità adattativa della spazialità del museo. Sul fronte opposto, Gae-Aulenti, qui siamo alla Gare d'Orsay, alla stazione d'Orsay di Parigi, e devo dire non ho mai amato questo progetto, però è importante perché anche qui il rapporto con la storia, come sempre per gli architetti italiani, è molto importante. L'immagine dall'alto è un po' distorcente, però non v'è chi non veda come le suggestioni nella ristrutturazione della Gare d'Orsay per il museo di quello che prima stava au Jeu des Pommes e all'Orangerie delle Tuileries, diventa l'occasione per riflettere sulle grandi spazialità della stazione milanese realizzata da Arata e da Stacchini ai primi del Novecento, a cavallo tra 800 e 900. Quindi c'è la memoria, anche qui, lombarda di questa spazialità. Qualcuno potrebbe pensare anche di memoria sumera o ittita, però c'è in realtà la spazialità, diciamo, incontrollabile, apparentemente incontrollabile, dei grandi vani della stazione milanese di Arata, appunto, che dicevo prima. Però è importante perché qui fa le ossa con Gae-Aulenti il giovane collaboratore Italo Rota. Gae-Aulenti era già l'architetto affermato, l'architetto della casa di Agnelli e l'architetto di altri musei che vedremo. Italo Rota comincia allora la propria presenza internazionale e non è un caso che a Italo Rota verrà affidata, prima del Museo del Novecento a Milano che vedremo, la riconfigurazione degli spazi dei 4 ministeri finanziari che vengono trasferiti sulla Senna in un progetto di Chemetov e Hugues Dobrot, e i 4 ministeri finanziari vengono restituiti alla pittura francese, la pittura nella Grand Cour del Louvre, che vengono riconfigurati completamente da Italo Rota senza più la Gae-Aulenti. È uno straordinario architetto come Francesco Venezia. In opere si tratta della Casa de Lorenzo e un museo per Gibellina, un museo in realtà dedicato a nulla, perché voi sapete questa è la Gibellina ricostruita a 50 km dalla Gibellina distrutta dal terremoto. È un museo di se stesso, ma attraverso il lavoro sulla poeticità della luce, sugli elementi, sull'ascolto degli elementi, sulla messa a valore degli elementi recuperati come memoria sacra dalla vecchia Gibellina. Qui si tratta per esempio di alcuni pezzi di Palazzo de Lorenzo della vecchia Gibellina incastonati, diciamo, suadentemente all'interno del nuovo apparato murario. Ecco, c'è questa dedizione alla cultura del frammento che ne fa un'opera straordinaria e di grande attenzione appunto alla cultura e al valore simbolico del luogo. Gae-Aulenti, ho messo questa immagine perché Palazzo Grassi negli anni '80 viene acquisito dalla Fiat e la Fiat comincia con la politica culturale di Ponty-sur-Seine a organizzare delle grandi mostre, vale a dire a celebrare
tutto quello che è già conosciuto e consolidato da futurismo e futurismi per far conoscere il futurismo italiano e i futurismi nel mondo. Quindi la Fiat decide di fare un'operazione propagandistica attraverso il ricorso al Palazzo Grassi come cassa di risonanza del dato già acquisito, per cui la grande mostra sui Greci, la grande mostra sugli Etruschi, la grande mostra sugli Ittiti. Ecco, in questo caso Gaio Lenti fa un'operazione di remake, di risistemazione di Palazzo Grassi, che arriva alla definizione postmoderna quasi di ridisegno del Palazzo Grassi come si presentava nel Settecento, nonostante il ricorso alle pareti imbiancate, quindi anche qui il ricorso alla elementarità, al pauperismo francescano, in qualche modo nella sottolineatura degli elementi del buon decoro, fa un'operazione mimetica, diciamo quasi postmoderna. Carlo Emonino nel progetto di riconfigurazione per la collocazione del Marco Aurelio, dove si trova a fare i conti con un'esecuzione non perfettamente consona al progetto, secondo me straordinario, ma dal punto di vista poi realizzativo forse il ricorso a materiali non così eccellenti, ha avuto diciamo delle cadute che però sono riscattate dalla straordinarietà di questa sala, in cui si mette a confronto la costruzione del Tempio Capitolino straordinario, della riscoperta delle costruzioni del Tempio, per cui anche la sala, pur non eseguita perfettamente, gode di una sua straordinarietà. Un lavoro in sintonia tra la dimensione francescana di Umberto Riva per porta e vetrine e la ridondanza semantica, l'eccesso di rumore della memoria dell'acquedotto romano di Franco Purini in uno spazio privato a Milano. Il lavoro, la costruzione del museo solo attraverso la luce, proprio come materiale di preformazione formale del museo da parte di Stephen Hall per un museo a Cassino. E alcuni elementi, devo dire che avrei voluto far precedere questi allestimenti di metà degli anni 90 di Maurizio Di Polo e del gruppo dello studio Metaimago, da progetti che secondo me sono stati epocali e apicali, come lo furono quelli di Costantino Dardi. Per esempio non ho trovato le immagini della grande mostra Avanguardia e Transavanguardia alle Mura Aureliane, dove l'immagine dava conto, non so se fosse la suggestione del tè nel deserto, la memoria di Paul Ball all'Hotel Minza di Tangeri, però Costantino Dardi, attraverso il rapporto tra la perentorietà delle mura e l'aleatorietà, la precarietà di queste tende da accampamento semplicemente appoggiate a ridosso di queste mura, credo sia stata una cosa straordinaria, così come erano straordinarie le mostre. Parlo di un periodo un po' buio per il Comune di Roma, in cui c'era un oscuro Renzo Eligio Filippi come assessore alla cultura. Ecco, però si facevano delle mostre straordinarie. Penso alla mostra di Man Ray, penso alla mostra di Picabia, tutte mostre, penso alla mostra di Savigno, tutte mostre in cui il gruppo Metaimago, capeggiato da Maurizio Di Polo, ha dato degli esiti straordinari che credo siano stati rappresentativi anche per, come si dice, per quanto poi se ne è stato fatto l'uso a livello nazionale e internazionale di questi modelli espositivi pur legati alla dimensione effimera. Ecco, l'importanza di questo ricorso agli elementi della comunicazione, diciamo in qualche modo squadernati con una evidenza e una sottolineata ipotiposi di immagini, si sarebbe detto a proposito dello sgabello caravaggesco che fuoriesce dalla scena del quadro stesso. Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna ero stato chiamato da Lapinto, che poi credo abbia rimosso il tutto, ma per fortuna ho avuto l'occasione di fare la mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, di suggerire un modus operandi per pensare all'ampliamento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. E dopo molti mesi e molte vicende faticosamente sofferte, ero arrivato alla scelta di coinvolgere, come nelle barzellette, 5 generazioni diverse
diverse di architetti, con 5 artisti scelti da me e costretti a lavorare, diciamo, fianco a fianco con l'architetto. Ne era venuto fuori una mostra, peraltro realizzata, come si vede dalle poche immagini che sono riuscito a trovare, nel padiglione centrale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, cosa da cui poi ho preso le distanze, perché, come mi è capitato spesso nella vita, mi sono trovato accollato altri curatori di cui non sapevo l'esistenza. Siccome era un'operazione intellettuale, culturale, solamente mia, di cui man mano rendevo conto alla sovrintendente Pinto, ho preso le distanze dicendo che io non avrei mai firmato con nessun altro un'operazione che riguardava solo me, il mio modo di fare, perché da una vita mi occupo di queste cose di sublime inutilità, cioè far reagire il lavoro tra artisti e architetti. Questa idea dello sguardo incrociato, della contaminazione dei saperi, mi ha sempre in qualche modo caratterizzato, per cui questo era l'esito più alto, e per fortuna una volta non si trattava di un carretto inventato, trascinato e pagato dal sottoscritto, ma c'era una sovrintendenza di Stato che mi aveva messo in condizione di realizzare questa cosa. Scusate la digressione autobiografica. Ecco, un altro personaggio importantissimo, Guido Canali, con la realizzazione a diversi anni di distanza del Museo della Scala dell'Ospedale della Scala di Siena, il Museo del Duomo di Firenze, il Museo del Duomo di Milano, il Museo delle Stele nella Lunigiana, Fuxas nel Museo del Tuscolo, e devo riconoscere che nell'azzardo immaginifico di Massimiliano Fuxas fosse questa l'opera più discreta, perché costretto dalla committenza a lavorare in stretta sintonia con la preesistenza, quindi con lo sporcarsi e con la corrosività della preesistenza. È riuscito a fare di queste scuderie Aldobrandini un luogo veramente straordinario dal punto di vista allestitivo ed espositivo. Conoscete tutti l'esperienza, diciamo, abbastanza inusuale del museo di Zaha Hadid. Per una scelta così un po' azzardata si è fatto ricorso a questa soluzione, che sicuramente è diciamo, molto anche legato alla memoria della fluidità spaziale delle carceri piranesiane, però è talmente tautologicamente legato a se stesso che diventa un museo inospitale e adatto solo per esporre, diciamo, ballerini, persone che suonino, ma inadatto ad accogliere qualsiasi cosa che presupponga o che preveda una stanzialità, una permanenza, un ubicon system. C'è bisogno in questo museo di godere di questa spazialità sempre ansiosa, no? Che ti costringe a percorrere luoghi sempre diversi, a trovare anfratti sempre diversi, a trovare visioni sempre diverse, ma non permette nessun rapporto contemplativo, intuitivo, di studio con un fermo immagine, per cui questo museo appunto credo sia inadatto a ospitare opere d'arte, è più adatto dal punto di vista performativo, tranne che per 2 o 3 artisti, penso a Gurmelin, penso a Tony Craig, penso a pochi della London School, della Young London School, legati a Zaha Hadid stessa, Anish Kapoor. Ecco, Franco Purini, in un allestimento, avrei voluto mettere un allestimento molto curioso di Franco Purini, forse l'opera più saviniana di Purini, quello dell'intervento all'interno della Galleria Borghese, in cui fu chiesto a Franco Purini di mettere a reagire, diciamo, 10 opere come curatore dell'immagine, 10 opere storiche della Galleria Borghese con 10 opere moderne, Ontani con Poussin, Carlaccardi con Bellini, ecco, 10 piccole opere storiche messe a confronto con la stretta e cogente contemporaneità. Ecco, Franco Purini è riuscito a creare una sorta di struttura, un'architettura incistata in un'altra architettura davvero di sconvolgente bellezza, quasi con l'idea di seppellire una spazialità, come avviene molto, almeno dalla tradizione neoclassica francese in poi, un'architettura in un'altra architettura, ma con la capacità di traguardare savinianamente in maniera sempre distorcente e dispersiva e distorcente, appunto. L'altra esperienza del macro, in cui la spazialità sognata da Odile Deck è quella di una spazialità non aulica, ma di una spazialità
come diremmo noi, di risulta, vale a dire la messa a valore dello spazio di questo enclave centrale, di questo auditorium per un centinaio di persone, come fosse il gioiellino incistato, la perla nella propria, no? Nell'ostrica, ecco, in qualche modo dà conto di una monumentalizzazione di questo piccolo oggetto a reazione poetica, in cui tutto il resto dello spazio diventa spazio trascurabile, perché è tutto concentrato all'accoglimento, maternamente all'accoglimento di questo spazio, diciamo, della parola. Mario Botta, con la straordinaria esperienza del MART di Rovereto, in questo caso si trattava di riunificare delle unità diciamo medioevali di preesistenza del tessuto urbano, e quindi riesce all'interno della corte di questo tessuto continuo, diciamo prosaico, con un andamento non aulico delle preesistenze, a costruire questa sorta di piazza della modernità, ma che è soltanto elemento di raccordo tra le diverse componenti storiche del museo stesso. La macchina di Renzo Piano, qui siamo diciamo, sul lingotto di Mattetrucco, una delle esperienze più avanguardistiche, siamo alla fine del 19, per il velodromo diciamo, sul tetto dell'opera di Mattetrucco. Quest'opera è un'opera dei primi anni 2000 e in qualche modo in sintonia con l'idea di dinamicità, di velocità, di modernità e di azzardo della stessa pista sul tetto del velodromo appunto di Mattetrucco, che era l'autore appunto del lingotto.